Signore e signori, amici ed amiche del Calcio a 5, buon pomeriggio e benvenuti dal Palatorrino di Roma. Siamo qui in occasione del 12° appuntamento con il campionato nazionale di Serie A2 per il girone B appena sceso in campo. Todis Lido di Ostia e Saviatesta Mantova. Arriva qui l'ok che apre la 12ª per Todis e Saviatesta. Seguiamo l'iniziativa, il pallone a cercare Cimanghigno che si coordina in girata. Sforbiciata larga. E allora più significativa per l'estetica che per la... Intanto occhio perché Jefferson recupera subito Lara. Prima conclusione del numero 7 appena entrato in campo, alto il destro con il piatto. E dunque sarà ancora Ostia a poter rimettere il pallone in proprio favore. Occhio a Barra, rimane con un po' di spazio, apre il destro, Barra di controbalzo e c'è l'intervento prezioso da parte dell'estremo difensore di Ponto, poi ad Esposito. Giorginio, cercando Barra, centra invece Esposito, poi occhio al pallone in orizzontale che favorisce la ripartenza da parte di Misael che a tu per tu batte con il mancino di Ponto. Arriva così il gol che vale l'1-0 di Mantova dopo 8 minuti nel primo tempo con la firma di Misael Gonçalves. 1-0. Condurre il pallone fino alle parti di Ponto, da cui poi con il mancino è riuscito a freddare l'estremo difensore. Intanto Livero prova a tenere a sé questo pallone, non c'è riuscito sulla pressione del debuttante nella partita Valerio Lutta. Si riprenderà con la rimessa ancora per la squadra di Milella. Pallone in avanti, forse si aiuta con un braccio Cabessa, non secondo la terna e poi c'è l'assist ancora per Misael che con il mancino fa 2-0. Conclusione, più che di impedirla sul nascere ha rischiato qualcosina. Fatto sta che Cimanghigno non si è coordinato al meglio. Di seguito sul rinvio di Linz ancora Jefferson a bloccare, a fornire dentro Giorginio e arriva la chiusura da parte di Leandro Cimanghigno per il gol che dimezza lo svantaggio, che rimette ad una sola unità di misura il distacco fra Todis e Mantova. 2-1 a 10 minuti dall'inizio del match. Sembra aver incassato il colpo psicologico del gol della Todis qui la squadra di Milella e ancora in maniera prepotente ad attaccare Ostia qui con Cimanghigno da Jefferson, la sterzata ancora Jefferson, gran lavoro dentro l'aria e poi non riesce in questa circostanza Cimanghigno a chiudere, ma è arrivata una deviazione di una maglia rossa. Effettivamente non fosse molto potente il tentativo. E allora ancora corner per la Todis, Lara prova a girare verso la porta, occhio perché il rimpallo favorisce la transizione dei Lombardi. Gabriella se la ritrova lì, la conclusione con Di Ponto che riesce a cavarsela centralmente. Concorrente al vertice della classifica, intanto conclusione, il pallone che rimane lì, Gabriella 2 volte, la seconda è quella vincente, passa sul 3-1 ai 13 minuti nel primo tempo. Mantova con la marcatura del capitano. Adesso tornano ad essere 2 le lunghezze che separano le squadre. 3-1. Saviatesta Mantova a poter far girare questo pallone, qui Livero vuole andare in avanti, non è riuscito a trovare i compagni più avanzati. Ancora Todis, allora da Barra a Mattias Lara che vuole ancora il capitano, occhio perché gli rimane un po' dietro il pallone, allora può suggerire per Lara. Di seguito Jefferson vuole rilasciare il mancino, Linz dopo la deviazione riesce a parare. Alves che non è riuscito però a trovare il giusto tocco per guadagnare spazio sull'out di destra. E allora ancora con Lara e Jefferson a provarci la Todis. Lutta si fa trovare ancora Mattias Lara all'indietro per Jefferson, ancora il 22 nuovamente verso il 23. Lara si è allargato sulla sinistra, vorrebbe puntare, riesce a scaricare il mancino verso i pali con il tuffo, riesce a parare Linz. Ottenuta dalla Todis, siamo entrati nell'ultimo giro di lancette nel corso di questo primo tempo. Lutta ancora verso Barra, prova a girarsi, Barra riesce a scagliare il mancino sull'esterno della rete. Suona la sirena, arrivano i 2 fischi del direttore di gara dopo i primi 20 effettivi. Todis 1, Saviatesta 3. E adesso arriva l'ok per l'inizio dei secondi 20 effettivi. Subito con la conclusione provata da Jefferson, qui Linz riesce a far proprio questo pallone, vuole subito
rigettare in avanti. Di Ponto riesce a chiudere, occhio subito a Jorginho, riesce ad andare in dribbling e poi con la punta il pallone sfiora il palo e termina al lato. Pallone in avanti a cercare Cimanghigno, lascia lì per Jorginho, non riesce con la punta a farla passare, allora occhio al contropiede, Misel con il mancino, va vicinissimo alla propria tripletta, al gol del 4-1. Ancora Mantova, 18 minuti da giocare nel secondo tempo, il pallone subito fatto proprio da Di Ponto che vuole Jefferson, occhio a Cimanghigno che spara, Nins in due tempi la blocca. Il pallone dalle parti di Di Ponto, adesso Jefferson gli passa vicino Cimanghigno, poi Lara per Cimanghigno, la conclusione che passa sotto le gambe, ma ancora Nins riesce a sbarrare la via. Misel vuole andare in avanti, c'è il recupero da parte di Jorginho che rischia di perdersi questo pallone, poi alza il gomito qui su Leandro Olivero, ha rischiato qualcosa Jorginho, si continua a giocare, occhio al pallone proposto su Cimanghigno che prova col tocco morbido, ma c'è la risposta da parte di Nins. Siamo subito dall'altra parte, Mattias Lara, il dribbling e poi il destro ad incrociare, tentando di cogliere la sprovvista Nins, se la cava con i piedi. Quanto va? Intanto ancora calcio d'angolo per Ostia, il pallone dentro l'area di rigore, è arrivata la chiusura credo di Donin, può andare ancora Todis a rimettere in gioco, occhio ad un tocco con il braccio dentro l'area ed è Noni a consegnare il calcio di rigore ad Ostia. E allora un quarto d'ora dalla fine, la partita è a un punto di svolta, la rincorsa di Jorginho che va col mancino, freddato Nins, gol del 3-2, trova l'11° centro in campionato Jorginho e la partita si riapre così ad un quarto d'ora dalla fine, torna a -1 la Todis. Con questa rimessa da sinistra, pronti a combinare Esposito e Taloni, il pallone torna verso il laterale con la 3, adesso Taloni, dà un'occhiata in avanti, Taloni poi rilascia il destro e ci dovrebbe essere stato ancora l'intervento di Nins. Seguiamo l'iniziativa, rimane Cimanghigno, la rincorsa di Cimanghigno che trova un angolo impossibile per il gol del 3-3. Pronto Bueno ad andare in avanti, c'è l'anticipo di Jorginho su Donin, poi Donin riesce a recuperare questo pallone dentro l'area di rigore, Di Ponto riesce a chiudere, di Minnello. Viene recuperato il pallone dalla squadra di casa. Esposito riceve sulla sinistra, si fa trovare ancora per vie centrali Jorginho, ottima la combinazione con Barra e poi c'è la parata da parte di Nins. Il duello è fra Misel e Gattarelli, si attende solo l'ok da parte del direttore di gara, ora il fischio, la rincorsa di Misel che va col mancino alto, non neanche intervenire qui Gattarelli, che adesso può nuovamente lasciare il posto a Di Ponto. Ricordiamo 4 minuti e 30 secondi ancora al compimento del tempo, occhio a Jorginho che passa, poi va da Cimanghigno, prima Nins, poi il palo, ancora Cimanghigno dentro l'area, finisce a terra, non c'è nulla. E poi occhio alla ripartenza di Mantova con l'intervento da parte di Ponto su Cavessa, ora la ripartenza ce l'ha a disposizione la Todis, ma Jefferson non riesce a trovare l'area verso il punto di battuta, vuole combinare con Jorginho, il pallone ancora lasciato sul 10, poi Jefferson in avanti da Cimanghigno che vuole l'area, la conclusione deviata e finisce in fondo al sacco di Mattias Lara, la firma sul gol del vantaggio della Todis che a 3 minuti e 28 dalla fine passa sul vantaggio, è 4-3 del Palatorrino, il gol del primo vantaggio di Ostia e adesso questo vantaggio c'è da gestirlo per circa 200 secondi ancora da giocare nella partita. Vediamo se Milella deciderà di ricorrere al portiere di movimento, intanto Cavessa se ne va molto bene, ne lascia 2 alle spalle ed il destro è leggermente al lato, occhio alla pressione, trova ancora lo scarico, anzi Mancini deve correggermi di seguito, possibilità di andare in verticale, è incredibile, Bueno non riesce a chiuderlo. Arrivano qui 3 fischi del direttore di gara in rimonta, la Todis Lido di Ostia passa su Savia Testa Mantova, risultato finale di 4-3.
E allora con noi Matteo Esposito al termine di uno scontro avvincente fra Todis e Xavier Tessa Mantova, ve la siete dovuta sudare questa nona vittoria stagionale, voglio il commento della partita da parte di Esposito. Diciamo che noi se non ci complichiamo le partite da soli non siamo contenti. Sapevamo che era una gara difficile con un avversario molto forte, che comunque è stato costruito per stare al vertice della classifica. Come al solito ce la siamo complicata all'inizio con il nostro stile, ma poi siamo stati bravi, come spesso succede, a reagire nel secondo tempo e a trovare la vittoria. Allora, ti chiedo, al di là degli errori individuali che pure hanno pesato sullo svantaggio iniziale, cosa sono dal tuo punto di vista da ricondurre le cause appunto di un inizio di partita probabilmente non sul piede giusto? No, guarda, come ho detto il Mantova è una squadra molto forte, fa una difesa bassa sotto i 10 metri individuale che comunque ti porta a forzare le giocate e poi sono molto bravi nel ripartire, hanno tante individualità importanti e quindi era facile pronosticare che avremmo pagato ogni errore. E allora voglio sapere invece dall'altro lato quali sono state le parole che vi hanno rifilato i tecnici alla fine del primo tempo e con cui poi avete messo in scena la reazione nel secondo. Allora, diciamo che le parole non si possono ripetere in questo contesto, però diciamo che ci hanno motivato più sul piano personale che sul piano tattico, perché poi come si è visto nel secondo tempo avevamo molta più fame di vittoria, purtroppo non ci possiamo permettere carichi di tensione, ogni partita è una battaglia, soprattutto in questo finale, e se vogliamo rimanere lì su dobbiamo entrare sempre con l'atteggiamento giusto. E allora per me può bastare così, io ringrazio e rivolgo i miei complimenti a Matteo Esposito della Todis Lido di Ostia, così come a tutti i suoi compagni, e a lei un saluto e un ringraziamento.